Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. 2 vittime in 2 giorni lungo la A4 dopo l'autista sloveno morto ieri tra San Stino e il nodo di Portogruaro. Questa mattina un autotrasportatore ha perso la vita in un tamponamento che ha coinvolto 3 mezzi pesanti. Si tratta del terzo morto in 8 giorni, il secondo in meno di 24 ore. L'incidente è avvenuto alle 10 nel tratto a 3 corsie tra la Tisana e il nodo di Portogruaro in direzione Venezia, poco dopo il viadotto sul fiume Tagliamento. Un auto articolato carico di cemento è andato a schiantarsi contro un camion frigo che a sua volta è andato a impattare contro una bisarca. Nell'impatto è morto sul colpo il camionista veneto che si trovava alla guida del primo veicolo, un Iveco appartenente alla flotta di una ditta di trasporti di Cividale del Friuli. Sull'asfalto non sarebbero presenti segni di frenata. L'incidente potrebbe essere quindi l'effetto dell'ennesima distrazione avvenuta alla guida. Inoltre, proprio lungo il tratto interessato dallo scontro erano presenti ben 3 cartelli a messaggio variabile che indicavano code e rallentamenti. Inevitabile la chiusura del tratto autostradale, così come è stato interdetto l'ingresso allo svincolo di Latisana in direzione Venezia. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco di Latisana e Portogruaro, oltre alle squadre di Autovie Venete. Grande, grosso e con delle mani enormi, oltre a smontare da sole ponteggi nel cantiere, il suo pugno pesante veniva sfruttato per convincere le persone in maniera risoluta a pagare i debiti e così dopo una scazzottata per recuperare dei soldi prestati era stato individuato quale esecutore materiale del cruento pestaggio. Infatti la vittima lo aveva riconosciuto subito, tradito dalla sua possente stazza fisica. La stessa caratteristica a distanza di 2 anni ha attirato l'attenzione anche dei carabinieri del nucleo radiomobile di Aurisina. Il suo sguardo fiero incrocia l'attento occhio dei militari che decidono di controllarlo e così la pattuglia del radiomobile scopre il passato violento dell'uomo che è ricercato con un mandato di cattura. Il soggetto viene così tratto in arresto e lo conducono al carcere del Coroneo. L'uomo, un cittadino rumeno di 31 anni, dovrà scontare 5 anni di carcere per rapina aggravata commessa a Milano nel 2014. Presentazione questa mattina della nuova sede della Prefettura Udine in via Prachiuso, sarà accessibile al pubblico per eventi e iniziative. A confermarlo il prefetto Massimo Marchesiello. La prima parte della mattinata del 2 giugno prevederà proprio la ricostruzione della storia dell'edificio, prima convento, poi ospedale militare come è ben noto e poi ultimi come prefettura. Però diciamo che anche questa ricostruzione storica che sarà accessibile quindi alle persone che interverranno, al pubblico nella sala conferenze, sarà un primo momento di passaggio all'apertura. Il giardino merita, adesso cercheremo di metterlo in buono stato di manutenzione, ma il momento importante è che questo è un giardino che verrà reso accessibile a eventi, a manifestazioni, anche col Comune stiamo concordando un po' le forme di condivisione. Per noi insomma deve essere accessibile alle persone, ai cittadini che sono soprattutto qui a Udine. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'automatica assegnazione del cognome paterno ai figli, ma verrà attribuito il cognome di entrambi i genitori. Un cambiamento epocale nel cammino verso l'effettiva parità di genere che vede favorevole oltre alle mamme anche diversi nonni friulani. La Corte Costituzionale lo scorso 27 aprile ha dichiarato l'illegittimità dell'automatica attribuzione del cognome paterno ai figli. La regola dunque non sarà più quella dell'attribuzione del cognome paterno, ma ai figli verrà attribuito automaticamente il cognome di entrambi i genitori. Un cambiamento epocale nel cammino verso l'effettiva parità di genere che vede favorevoli anche diversi nonni. Magari l'avessero fatto il mio e quello del padre. Penso già anche che mia figlia lo voglia fare questo. È mia figlia che deve decidere. Non io sarei contento, anzi come nonno. Una mamma che è favorevole all'inserimento del proprio cognome al figlio? Sì, io sono molto favorevole sinceramente, sono d'accordo. Sì, sono favorevole, volentieri darei il mio cognome alle mie figlie. Informerà per attuare? Assolutamente sì, proverò ad informarmi, poi saranno le bambine a scegliere eventualmente se hanno piacere a tenere entrambi. La legge potrebbe essere retroattiva, potrebbe cioè valere anche per i figli nati prima di questa sentenza, ma per il momento non cambia nulla, bisogna attendere la pubblicazione della sentenza. Subito dopo verrà emanata una circolare del Viminale agli uffici dell'anagrafe con tutte le indicazioni operative per le amministrazioni e il meccanismo verrà immediatamente applicato modificando la normativa precedente. Poi sarà il Parlamento a chiarire ulteriori aspetti normativi.
Tutto esaurito in queste settimane a Trieste, dove il turismo è tornato ai livelli di pre-pandemia. Pantaloni corti, reflex a tracolla e cartina d'ordinanza. Trieste sta riscoprendo i turisti con numeri che, con le dovute proporzioni, stanno tornando sui livelli pre-pandemia grazie a una Pasqua sold out e una serie di weekend decisamente positivi. Ieri e oggi, nonostante il lunedì e il martedì lavorativi, il centro città era invaso dagli ospiti di Azzurra, colosso della P&O con circa 3.000 persone a bordo, in maggioranza inglese, mentre oggi era il turno della Norwegian Start. A confermare comunque un periodo positivo, seppur contraddistinto da alti e bassi, è Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi Provinciali. È un turismo isterico, spiega, con ondate di richieste sempre più spesso sottodata e periodi di calma inspiegabili. I ponti sono andati bene, aggiunge, con un obiettivo vicino a quello del 2019 e giugno appare discreto. Sull'estate ci sono ancora tanti punti di domanda, va detto però che molti prenotano all'ultimo. Su ottobre siamo ottimisti in quanto ci sono eventi e congressi, quindi qualcosa si sta muovendo. Lanci però non nasconde la preoccupazione sui costi. In questo momento, per fare un esempio, le lavanderie hanno aumentato i prezzi da gennaio del 20-35% e a questo si abbina il raddoppio dei costi dell'energia. I costi a notte di una Camera sono invece rimasti bassi anche per incentivare i turisti, conclude il presidente provinciale di Federalberghi. Dal Friuli è partita una vera e propria missione per salvare l'arte in pericolo nei musei ucraini minacciati dalla guerra. In tutta Italia sono stati raccolti materiali e attrezzature per salvaguardare quadri, statue e opere d'arte di tutta l'Ucraina, la cui spedizione ad est è stata gestita dalla sede udinese di Ceccarelli Group. È partito venerdì da Udine il primo tir, primo passo di una missione per salvare l'arte in Ucraina minacciata dalla guerra. Una vera e propria missione di salvataggio nata da un appello lanciato da alcuni direttori di musei di Leopole ed accolto in primis da Lucio Gomiero, docente all'Università di Venezia e Trieste, ma che poi ha trovato il favore di diverse università e realtà museali italiane. Così è nato Save Ukraine Art 2022, un progetto che tramite donazioni ha permesso di portare a Udine tantissimo materiale tra deumidificatori, casse di legno per il trasporto, materiali speciali per l'imballaggio e strumenti per la catalogazione, che ora sono partiti per l'Ucraina grazie al supporto di Ceccarelli Group. In Ucraina il materiale sarà utilizzato per mettere al sicuro i quadri e le varie opere d'arte che saranno trasportate in altri poli museali. Abbiamo preparato il primo carico con i materiali che sono stati donati dalle aziende. Il camion parte fra poche ore e raggiungerà una città vicino a Leopoli e da lì poi raggiungerà Kharkiv. Un grazie a tutte le aziende che hanno donato fino ad oggi. Il secondo carico è quasi pronto, ci sono ancora degli spazi e speriamo che altre aziende donino i materiali nei prossimi giorni. Un prestigioso David di Donatello ieri sera è stato consegnato alla regista triestina Laura Samani, premiata con l'ambita statuetta per il miglior esordio alla regia nel 67esima edizione del Festival Cinematografico Italiano. Piccolo corpo, opera prima della regista, realizzata con la friulana Nefertiti Film e Rai Cinema, ha colpito il cuore e gli occhi dei giurati dell'Accademia del Cinema Italiano. Si tratta di una storia struggente, raccolta dalle memorie antiche del Friuli, un racconto locale che ha conquistato gli scenari internazionali proprio per la sua autenticità e veridicità, tanto da essere già stato presentato a Cannes. L'associazione Circo all'incirca si prepara al grande evento di giugno con una serie di iniziative in programma al Parco Moretti di Udine dal 16 al 26 giugno. Dal 16 al 26 giugno il Parco Moretti ospiterà la manifestazione Terminal Circo Contemporaneo Friuli Venezia Giulia, organizzata dall'associazione all'incirca. La manifestazione prevede il montaggio delle scenografie, del tendone, del palco, degli infopoint, dei camerini e del backstage. L'associazione all'incirca, che ha sede a Pagnaco, organizza ogni anno degli eventi dedicati all'arte circense in generale, agli artisti di strada. Questa associazione veramente porta tantissimi artisti, bisogna rendere omaggio e grazie perché non solo loro vengono valorizzati e possono esprimersi, ma anche io scommetto tanti ragazzi, tanti adulti, tanti anziani non hanno visto mai magari queste situazioni, questi eventi e queste coreografie. Grazie a questo evento, conclude il vice sindaco Michelini, mi auguro che il Parco Moretti diventi sempre più il punto di riferimento cittadino per iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini.
I volontari di Abbio hanno festeggiato i 20 anni dell'associazione che supporta i bambini ricoverati in ospedale. L'Associazione per il Bambino in Ospedale Abbio Udine ha festeggiato i 20 anni di attività. I volontari si sono ritrovati a Feletto, accolti dall'albero dalle foglie multicolori che vogliono rappresentare l'unione e l'apertura verso l'altro. Ogni foglia è uno di noi, dice una volontaria, e su ogni foglia c'è l'iniziale del nostro nome e una parola che ci rappresenta. Nel corso della serata sono stati premiati gli operatori che hanno fatto parte della lunga attività dell'associazione, nata nel 2001 per affiancare i bambini e i ragazzi ricoverati in ospedale, accogliendoli e sostenendoli in modo da rendere meno traumatica l'esperienza ospedaliera. Abbio Udine oggi conta una 50ina di volontari che in questi 2 lunghi anni di sospensione del servizio diretto in reparto al Santa Maria della Misericordia a causa della pandemia hanno saputo mettersi in gioco attraverso corsi di aggiornamento, manifestazioni in piazza, aiuto agli hub vaccinali. Ora attendono solo il via libera dell'azienda sanitaria per rientrare in reparto. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.